Ciao imbruttiti, oggi sono a Gran Tortino, una piccola frazione nelle campagne padovane, ma potrei essere ovunque per fare ciò che sto per andare a mostrarvi. È una delle più apprezzate tradizioni contadine venete in primavera. Guardate qua! Siamo qui in mezzo ai campi, c'è anche una risaia dietro di me, qua di campagna non ne manca. Oggi vi vado a mostrare una delle ricette primaverili più apprezzate dai veneti, il risotto coi bruscandoli. Il bruscandolo non è altro che la cima del luppolo selvatico. Si trova in zone vicine ai fiumi, vicino ai fossi, nei rovetti, dentro le siepi. Insomma, da marzo a maggio è facilmente reperibile da tutti, quindi ovunque voi siate potete uscire e prendere questa cosa qua che adesso andiamo a cercare. Il bruscandolo ha un tipico sapore amarognolo ed ha proprietà tonificanti, rinfrescanti, sedative, diuretiche, ma soprattutto lassative. Infatti era utilizzato nell'antica medicina cinese per curare la dissenteria, altre affezioni a livello digestivo. Quindi se non ascoltate la Marcuzzi col bifidus activis regularis, ascoltate Andrea Ronco, bruscandoli. Quindi attenzione uomini, ma soprattutto donne. Col bruscandolo non solo risolverete il più grande vostro problema esistenziale dopo i 30 anni, che è l'equilibrio intestinale, ma fa bene anche alla cellulite. L'acqua l'abbiamo trovata, adesso troviamo anche i bruscandoli che si trovano di solito vicino alle siese, che sono in Veneto vuol dire questi alberi vicino al fosso. Eccoli qua, infatti, eccoli qua, questo è un bruscandolo, anche questo, eccolo qua, vedete? Ha il gambo lunghissimo, si arroventano su. E si spezza da questa posizione qua, perché dopo per il risotto andiamo a utilizzare la punta, che è la parte più buona. Di solito per raccoglierli bisognerebbe avere un sacchettino di carta, non di plastica, perché la plastica non fa respirare il bruscandolo. Col gambo troppo grosso vuol dire che sono invecchiati e diventano troppo duri. Ecco, quindi a raccogliere bruscandoli non solo è una cosa salutare, ma è una cosa veramente rilassante, perché stai in mezzo alla natura, soprattutto in una giornata di primavera così. Ecco, dopo una mezz'oretta questo è il risultato. Questo è un mazzetto che può andare assolutamente bene per un risotto per 4 persone. Adesso andiamo a farlo. Quindi se un veneto vi dice sono andato a bruscandoli, ha fatto esattamente questo. Andiamo a fare il risotto. Adesso vi mostro la ricetta classica di come si fa il risotto con i bruscandoli o bruscandoli, in veronese bruscansi e in milanese asparagina. Guardate qua. Qua c'è i bruscandoli che abbiamo raccolto prima, qua c'è circa 1 litro di brodo di gallina o potete usare anche di pollo. Qua c'è del grana padano per mantecarlo, io uso anche dell'asiago, formaggio asiago, mi piace tanto, una cipolla rossa, sale, pepe, riso. Io utilizzo riso di grummolo delle Abadesse e poi c'è l'olio. Per curare i bruscandoli, vedete, tagliate questa parte qua, che è quella iniziale, che è la più buona, che poi andremo a ritagliare col coltello, e lasciate a parte il gambo, con cui potrete anche farne affrittate. Insomma, quando avete finito questo lavoro qua, li lavate, li lasciate essiccare 5-6 minuti con le punte e andiamo a sminuzzarle in modo da farle inserire dentro il riso. La sa proprio da natura, questa mi farà andare in bagno. Mettiamo un po' d'olio, potete utilizzare anche il burro per chi preferisce, io preferisco l'olio. Mettiamo la cipolla frittata e la facciamo soffriggere un pochino. Mettiamo i bruscandoli con la cipolla e li facciamo soffriggere un po' anche loro, e una volta che sono belli scuretti va inserito il riso. Mettiamo il riso per 2 persone, 80 grammi a testa, lo facciamo un po' tostare e poi ricominciamo ad aggiungerci il brodo. Lo lasciate evaporare, quando vedete che cala ne aggiungete ancora fino a che non avrà la cottura ideale, che durerà circa 20 minuti insomma. Adesso il riso è quasi pronto, passiamo alla mantecatura, ci aggiungiamo dei cubetti di asiago, a me piace così, li facciamo andare per 2 minuti circa, ci mettiamo delle scaglie di grana, li facciamo mantecare anche queste e poi abbiamo quasi finito. Un po' di pepe. Ok, questo è il piattino che ho preparato, rivisitato un po' in forma moderna casalinga, non sono uno chef, ma insomma assaggiamo. Buonissimo. Se volete una ricetta fresca, primaverile, ma soprattutto salutare, questa vi fa godere il
palato, mi fa anche espletare i bisogni primari. Quindi risotto con i bruscandoli, benvenuti in Veneto.